Salve a tutti, Movimento 5 Stelle Taglio di Po, amici in movimento per quanto riguarda il nostro comune. Questo evento è stato da noi voluto e per fortuna siamo stati aiutati da Erika Baldin, consigliera regionale di Chioggia, che a breve ci farà compagnia, ed è stato voluto perché vogliamo mettere in evidenza le tra le tante ditte che ci sono a Taglio di Po, che secondo noi si sono contraddistinte per le scelte professionali, cioè hanno coniugato vecchi lavori con nuove tecnologie e sono riusciti a creare qualcosa di veramente importante. In questo incontro ci fa compagnia un ospite a noi molto gradito, il portavoce al Senato Fabrizio Trentacoste. Buongiorno, sono Fabrizio Trentacoste, portavoce del Movimento 5 Stelle al Senato della Repubblica, eletto nel Collegio Sicilia Centro-Occidentale. Oggi siamo qui per questo banchetto a sostegno dei nostri candidati alle elezioni europee e nel pomeriggio visiteremo 3 aziende legate al mondo agroalimentare, quindi 2 aziende agricole e un'azienda di trasformazione appunto del caffè. Sono veramente compiaciuto dell'essere qui, essere stato invitato dai ragazzi di Taglio di Po. Spero che questi 2 giorni in Veneto vadano bene. Noi la roba che facciamo in azienda, che produciamo, la maciniamo, infatti quel rumore che sentite del mulino, la maciniamo e trasformiamo in carne praticamente. Buono. E dopo abbiamo... Quanti animali avete? Ma diciamo che ne giro 3.500 all'anno. Però non... Sì, Una rotazione di 3.500. una rotazione, sì. E praticamente io lavoro con il privato anche con il suino vivo, non è solo che macello e trasformo, c'è chi si prende il maiale per l'inverno, lo prende in vari periodi dell'anno e lo ingrassa lui e dopo si fa i salami lui, lo porta qua a macellare oppure li fa a casa, insomma, tutto qua. Quindi diciamo che il 70% va via vivo, il rimanente viene trasformato e fatto qua insomma. Perché poi so che c'è questa questione del fatto che il prosciutto crudo italiano che viene prodotto ha delle dimensioni così importanti che in realtà non ci sono così tanti maiali nel nostro paese per produrre tutto quel prosciutto crudo, quindi in realtà le produzioni locali andrebbero valorizzate. Esatto. Quindi sappiamo insomma che invece dovrebbe essere più sostenuta la produzione locale, Sì, come il vostro caso, perché altrimenti insomma la filiera non è completamente... Noi i prosciutti che facciamo li portiamo a Montagnana stagionale e sto provando a fare qualcosa io per un giorno magari riuscire a fare io come fanno loro, insomma, proprio a chilometri zero senza neanche spostarli e fare tutto in casa. Comunque diciamo che lì a Montagnana fanno un ottimo prosciutto, mettendo le tue cosce, con la tua alimentazione, con tutta una serie di cose, che tutto alla fine sia un ottimo risultato, così insomma. Cerchiamo sempre di fare il meglio, anche perché il giorno d'oggi o si fa il meglio o sei tagliato fuori. Tu puoi spacciare quello che vuoi, ti va bene un po' e dopo la gente percepisce e non puoi competere al basso, devi solo mostrare invece qualità, altrimenti muori di fame. Sì, comunque c'è l'impegno dei 5 Stelle proprio sul tema del Made in Italy, della tutela dei prodotti, non tanto in sé per il marchio così, ma per la qualità, per gli aspetti di salute e anche per la specificità di alcuni prodotti che sappiamo che accordi come il CETA, accordi come col Canada o altri accordi internazionali non sono stati visti in dettaglio per alcuni aspetti e consentono lo smercio di
di prodotti che sono finto marchio italiano, invece sono prodotti in altri paesi. Questa è una cosa molto grave. Infatti vedo che si sta facendo delle cose molto utili per concentrare la gente sul prodotto italiano, se non dico chilometri zero, però almeno sapere cosa si prende. Sì, nel senso il classico esempio è il parmesan, no? Queste cose qua, adesso qui, cioè è un altro settore. Solo che venga confezionato in Italia diventa già italiano. Sì. Questa è una stortura che purtroppo... Sì, tutto viene fatto all'estero, però l'etichettatura Esatto. alla fine Confezionato in la dai Italia. col Made in Italy, sembra una roba italiana quando non lo è. Infatti noi stiamo Mettere in grande, perché purtroppo c'è tanta gente che ormai serve gli occhiali. C'è scritto in piccolo nessuno si va a leggere. Basta il Made in Italy. Esatto, Devo dire che esatto. come azione di governo quella sull'etichettatura è una delle principali Sì. attività che ci sta vedendo impegnati in Commissione Agricoltura. È importante la consapevolezza del consumatore e la chiarezza nell'informazione, è Sì. veramente un Dopo patto, uno un patto sa- di mercato che Dopo uno sa cosa c'è, dice esatto, vabbè, esatto, mi e prendo, sceglie. costa Esatto. di più, non posso, oppure però sa cosa si prende, insomma, tutto qua. Per aggiungere una nota a quanto diceva Anthony, oltre ai concetti espressi c'è anche quello di filiera corta e di filiera chiusa, che mi sembra che qui di fatto state realizzando, diciamo, Con il macello siamo riusciti proprio a fare a chiudere la filiera chiusa. Sì. Quanta terra avete asservita all'allevamento? quindi per Ma la diciamo che produzione fra io e il foraggi? figlio, che adesso non è dato una parte al figlio per fare il primo insediamento Sì. e robe varie, insomma ci sono delle agevolazioni, siamo a 100 qualcosa dietro. Però una bella fetta in affitto, lavoriamo con terreni in affitto, è molto fatica a trovare anche terreni in affitto perché comunque adesso abbiamo abbastanza terreno, anche il discorso dei liquami, per esempio abbiamo un impianto di biogas che viene a ritirarlo, Sì. che lo trasforma, quindi è già un'ottima agevolazione, che prima ci volevano i terreni per smaltirlo. Quindi voi avete un vostro impianto No, di no, ecco, ho un quindi impianto, cedete però lo raccogliete, quindi non viene disperso. Vengono loro con la botte e lo portano nel loro impianto di stoccaggio e gli serve un totale di metri cubi di liquami per fare Per fare il biogas, ok. il E quindi il digesta- ciclo si completa. il digestato poi vi viene digestato poi un po'. reso? Lo gestiscono hanno loro. molto terreno loro se lo, E quindi lo gestiscono sì, loro. riescono a gestire. Quindi vi pagano solamente la materia prima. Diciamo che non te la pagano, però se la vengono a prendere, se gliela porti tu. È un vantaggio. Quindi è un già vantaggio. In più, compensate così. in più fanno anche tutto il discorso burocratico che non è una cosa Sì, da poco, sì, sì, insomma. sì, certo. Riusciamo anche a vedere qualcosa, magari di quello che ci puoi far Sì, vedere. l'animale vivo intende? Ma quello che si può, anche Sì, diciamo, Piuttosto sto spogliato. Allora, l'azienda agricola Bissacco nasce circa 15 anni fa con l'intenzione di andare al di fuori di quelli che sono i classici canoni dell'agricoltura, quindi come vengo definito dalla Coldiretti, che sono l'agricoltore moderno, perché io non coltivo né mais né qualsiasi altro tipo di cereali, ma coltivo delle piante officinali e aromatiche che poi io vado a trasformare grazie ai miei canali e l'appoggio della scuola agraria di Modena. Vengono distillati, vengono fatti gli oli essenziali che poi verranno trasformati grazie ai miei laboratori di fiducia. Sono seguito da un amico che è un farmacista e da un chimico, quindi diciamo che ho chiuso quello che è l'anello chimico, ecco. Però l'anello chimico, però la chimica che fa bene, non la chimica che fa male, proprio perché, come ho detto prima, parto proprio che la pianta viene lasciata in mano a madre natura. Se ci sono le classiche morie perché madre natura ha scelto che quella pianta lì era debole, quindi va sostituita con una talea o con una semine, insomma, ecco. Detto questo, ribadisco il discorso e tengo a precisarlo che sostanze chimiche di qualsiasi genere non vengono utilizzate in quei campettoni, ovvero noi possiamo prendere i fiori e mangiarli, cioè è chiaro che ci sarà un po' di polvere, è chiaro che io non posso fermare l'inquinamento atmosferico, però
il fiore è incontaminato dalla chimica che fa. Allora, per esempio, per avere 1 litro di olio essenziale, che poi dipende anche dalla resa della pianta, perché non tutte le piante hanno la stessa resa. Allora, la lavanda è quella che dà più soddisfazione a livello di resa, quindi con 100 kg di fiori mi viene più o meno 1 litro di olio essenziale. 100 kg? 1 quintale. Non so se avete presente come ho preso un fiore, per farne 100 kg Ok, dai, bisogna tagliarne. Ecco, tant'è vero che comunque ho 4.000 lavande, ecco, che mi danno l'aiuto. Canapa. Io allora ho un problema. Dal canapulo possiamo ricavare pannelli, mattoni per l'edilizia, pelle per riscaldamento, posso crearmi anche i biodiesel. Si possono creare queste cose qua. Qua inizia ad avere un problema. Ma è un problema che lo trovo anche strano, perché? Perché se vado in tabacchino mi compro uno scatolino dove c'è scritto sopra che ho, e ne sono nel pieno rispetto della legge, la 242/16, ok? E che ho il THC inferiore al limite di legge, che è fino a 0,6 l'agricoltore è coperto, da 0,6 in su diventa un fuorilegge. Io 2 giorni fa, andando in piazza, ho visto che al tabacchino avevano il THC a 0,7 e ho detto, cazzarola, questo qua sta rischiando perché ha il THC che è più alto. Tanto è vero che questo qua, che è il seme di seconda generazione, io questo qua non lo dovrei seminare. No, solo quello certificato. Perché quello certificato e quello selezionato è nato in laboratorio, c'è stato controllato in laboratorio, quindi quello da 0,2 va a 0,3, 0,4, dopo in base all'arricchimento del terreno più o meno può andare su di 1 o mezzo valore in più o meno, insomma. Però questo che è il seme della seconda generazione, io qua che già ha cominciato a modificarsi. Certo, perché madre natura è una cosa veramente straordinaria, cioè ha tutta una struttura che noi possiamo fare il mais transgenico. molto importante a livello mondiale che era, guarda, fammi vedere, io l'avevo visto, ecco. Allora, quante nazioni hanno partecipato? Eravamo in 18 nazioni su 322 caffè valutati. Per la categoria espresso italiano abbiamo preso la medaglia d'oro, noi insieme ad altre torrefazioni, cioè non siamo stati gli unici, sia chiaro, però medaglia d'oro. Altre torrefazioni che magari hanno un rapporto, un laboratorio di ricerca e sviluppo con 50-60 persone, io da solo sono riuscito a creare su questa miscela qua di caffè, che ve la faccio volentieri assaggiare.